Amici di Directa Sport, buonasera da San Roque, da dove vi raccontiamo il Memorial Silvio Loi e Massimiliano Schirru organizzato dalla locale Box Santa Vittoria, proprio di San Roque. Una serata pugilistica che si comporrà di 7 incontri tra alcuni dei dilettanti più interessanti del panorama regionale e poi, dulcis in fundo, avremo il ritorno sul quadrato del professionista isolano peso super medio Alessandro Goddi, che affronterà sulla distanza delle 8 riprese il pugile siciliano con licenza maltese Ignazio Di Bella. È una riunione che si svolge ovviamente nel pieno rispetto delle normative federali e non solo in materia di anti-Covid. Grande scrupolo da questo punto di vista da parte dell'organizzazione della Santa Vittoria Box, del presidente Marco Bonome e ovviamente di tutto il suo staff. Ci chiedete in tanti notizie sull'inizio della serata, ancora non ci sono degli incontri, serata che ha subito un pizzico di ritardo, ma insomma ci siamo quasi, tra pochi minuti il via ai primi incontri. Ricordiamo che aprirà la serata l'incontro tra i due schoolboy, si tratta di Gabriele Massa e Riccardo Zucca, rispettivamente per l'Accademia Pugilistica San Roque, per la Palistiche, quindi a seguire Nicolò Solinas contro Angelo Argiolas, Matteo Virdis contro Filippo Nioi, Daniele Cornacchia contro Daniele Massa, Gianluca Lombardi contro Jonathan Rubino, Matteo Ara contro Alessandro Pintus e poi Marco Russo contro Roberto Filippino. Uno tra gli incontri dilettanti più attesi di questa serata, senza ombra di dubbio. Marco Russo ovviamente pugile di casa, lo abbiamo anche sentito al nostro microfono nella serata di ieri a margine delle interviste che abbiamo realizzato durante la cerimonia del peso che si è tenuta nel punto vendita Steve Sport a Cagliari. Serata pugilistica che ovviamente vuole ricordare la memoria di due personaggi che hanno fatto tanto davvero per il pugilato in Sardegna. Ha bisogno di ben poche presentazioni il maestro Silvio Loi, che per tanti anni all'angolo ha guidato assieme a Omar Loi, peraltro suo figlio, la preparazione e gli incontri di Alessandro Goddi. È scomparso nel 2019 e la Villa Cidro Box ovviamente l'ha voluto ricordare partecipando all'organizzazione di questo memorial, che è intitolato ovviamente anche alla memoria di Massimiliano Schirru, atleta della Santa Vittoria Box, non solo maestro, peraltro anche di Marco Russo, che vedremo combattere in questa serata. Anche lui se n'è andato purtroppo molto giovane nel corso del settembre del 2019. La Box Santa Vittoria lo vuole assolutamente ricordare con una bella serata di pugilato che, ripetiamo, sta per iniziare, ancora non è iniziata, attendete assieme a noi, tra poco ovviamente sarà grande spettacolo qui sul quadrato di San Roque, ancora qualche minuto di attesa e poi torneremo in diretta, restate con noi. Mentre attendiamo l'inizio degli incontri qui a San Roque, ricordiamo Memorial Silvio Loi e Massimiliano Schirru, c'è il tempo per fare una chiacchierata con l'assessore allo sport del comune di San Roque, Mirko Spiga, che avevamo già sentito nel corso di una manifestazione organizzata un mesetto fa dall'Accademia Pugilistica a San Roque, erano i campionati regionali giovanili. Ritroviamo questa sera col pugilato dilettanti, ma soprattutto con il pugilato pro, quindi San Roque si conferma insomma paese di pugilato e lo è da tanto tempo. Sì, San Roque ha una grande tradizione del pugilato e oggi, oltre a voler insomma, fare una manifestazione di questo tipo, era l'occasione per ricordare Massimiliano, che era un ragazzo d'oro, molto legato al mondo dello sport sanrocchese e che, insomma, a cui tutti noi eravamo molto legati, quindi volevamo onorare ancora una volta il suo ricordo e, nonostante insomma, il periodo difficile che stiamo affrontando, siamo riusciti a organizzare il suo ricordo qui sempre a San Roque. È un periodo molto difficile, è un periodo dove le associazioni sportive e le palestre stanno subendo forti disagi che il Covid sta provocando. Non a caso l'ultimo DPCM ha interrotto parecchie realtà e sta insomma, creando parecchi problemi alle associazioni che naturalmente hanno difficoltà a fare la propria attività. Noi per fortuna siamo riusciti ad attrezzarci e a fare le cose per bene, rispettando tutte le regole, stiamo andando avanti con gli eventi.
Qui a San Rocco abbiamo raccontato il primo evento post lockdown, speriamo che non ci sia nuovamente questa misura. Non so cosa ne pensa lei, Assessore, però potrebbe essere una mazzata veramente irrecuperabile a questo punto per tutto lo sport, soprattutto di base, per chi si occupa di sport amatoriale e dilettantistico. Sì, come dicevo prima, insomma, i dati purtroppo non sono incoraggianti, quindi insomma c'è il sentore e l'aria che si potrebbero applicare delle misure più restrittive. Io spero che questo non avvenga, anche perché lo sport non è solo, come si possa pensare, solo divertimento, ma è importante sia anche per la salute dei cittadini, perché fare sport significa anche curare la propria salute, sia fisica che mentale, perché nello sport si fa anche socialità e la gente può incontrarsi. Quindi spero che si possa trovare un equilibrio tra le misure restrittive ma anche il proseguo delle attività, perché bloccare completamente l'attività sportiva ritengo che sia una scelta molto difficile e che può creare parecchi problemi alle associazioni, che poi un domani devono ricominciare, ma diventa sempre più difficile anche per un discorso di risorse, perché molte associazioni per mettersi in regola hanno speso parecchie risorse e se non hanno la possibilità di recuperare queste, ricominciare diventa sempre più difficile. Quindi io spero che si possa trovare un punto di equilibrio e spero soprattutto che riusciamo il prima possibile a uscire fuori da questa pandemia, perché sta creando problemi non solo al mondo sportivo ma anche al mondo economico in generale. Quindi io sono molto vicino alle società sportive che in questo periodo hanno forti difficoltà e spero il prima possibile che riusciamo ad andare avanti. Naturalmente per quanto ci riguarda l'amministrazione comunale di San Rocco farà il possibile per sostenere tutte le attività sportive come abbiamo sempre fatto, se a maggior ragione in questo periodo. Grazie mille allora all'assessore allo sport del comune di San Rocco, Mirko Spiga. Noi torniamo un po' in pubblicità, poi torneremo in diretta qui non appena avranno inizio i primi incontri. Amici di Directa Sport, eccoci tornati sul quadrato di San Rocco per il Memorial Massimiliano Schirru e Silvio Loi organizzato dalla Santa Vittoria Box di San Rocco. Sta per iniziare il primo match dei 7 tra i dilettanti che vedremo in questa serata. Si tratta di un incontro tra due atleti nella categoria School Boys. All'angolo rosso c'è Gabriele Massa dell'Accademia Pugilistica di San Rocco, mentre all'angolo blu vedete Riccardo Zucca della Palaistiche di Cagliari. Memorial organizzato per rendere omaggio alla memoria di due persone che hanno fatto tanto per il pugilato in Sardegna. Massimiliano Schirru, atleta locale, scomparso nel 2019, pugile della Santa Vittoria, nonché maestro, e Silvio Loi, compianto, già campione italiano nel 1965 e poi anche valente professionista, padre di Omar Loi, attuale tecnico di Alessandro Goddi, che chiuderà questa serata con il rientro sulle scene del pugilato professionistico dopo oltre un anno e mezzo di lontananza forzata. Wilfredo Anicchianico, deceduto sabato scorso mentre si recava ad arbitrare. È stato
osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria dell'arbitro Anni Chiarico, scomparso una settimana fa. Allora, riepiloghiamo quanto detto in precedenza. Vedremo 7 incontri tra alcuni dei pugili dilettanti più interessanti del panorama isolano, non solo quello che sta per avere inizio, ricordiamo categoria School Boys, ma anche il match tra Nicolò Solinas e Angelo Aggiolas, poi Matteo Verdis contro Filippo Nioi, Daniele Cornacchia contro Daniele Masala, quindi Gianluca Lombardi contro Jonathan Rubino, Matteo Ara contro Alessandro Pintus e Marco Russo contro Roberto Filippino. L'arbitro di questo incontro, come avete visto, è la signora Zanzi. Incontro che apre questa serata, organizzata dalla Santa Vittoria Box, la partecipazione anche della Villa Cidro Box, che ha vissuto un preludio con la cerimonia del peso di ieri, durante la quale abbiamo raccolto varie voci, varie interviste. Anche il presidente Marco Bonomo, in rappresentanza della Box Santa Vittoria, l'atleta Marco Russo sarà protagonista dell'ultimo incontro tra dilettanti in questa serata. Il presidente del comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana Gianfranco Pala, mentre va in archivio la prima ripresa del match tra Massa e Zucca. Poi ovviamente Omar Loi in qualità di tecnico alla Villa Cidro Box, sarà questo già all'angolo di Alessandro Goddi. Abbiamo offerto anche le voci dei due pugili. Alessandro Goddi che ha definito questa sua apparizione questa sera a San Rocco quasi come un riesordio, tra l'altro in un paese che gli è particolarmente caro, perché proprio qui 6 anni fa conquistò la corona italiana dei pesi medi, battendo ai punti Lorenzo Cosseddu. Se la vedrà con Di Bella, come detto, pugile siciliano, con uno score che parla di una vittoria in 12 incontri. Vedremo cosa avrà da dire il pugile che fa parte della GBC Team Promotion di Villa Abate. Intanto Seconda ripresa. andiamo a vedere i temi di questa seconda ripresa del match tra Massa e Zucca, con il pugile della Pissa Rock molto aggressivo. La Pissa Rock che ha organizzato, ricordiamo, la prima manifestazione post lockdown, lo abbiamo ricordato anche con l'assessore Mirko Spiga. Erano i campionati regionali giovanili e quest'oggi con piacere siamo nuovamente a San Roque, dove convivono due società molto vive, molto ben strutturate. Questa riunione che ci regala anche un incontro tra pro, sperando ovviamente che l'attività a tutti i livelli possa proseguire. Ancora un richiamo da parte della signora Zanzi. In pochi secondi al termine di questa seconda ripresa, round da 1 minuto e mezzo, ricordiamo, per
Problema d'audio tempestivamente risolto dai nostri tecnici, allora possiamo tornare a raccontarvi questa terza e ultima ripresa tra Massa e Zucca, due valorosi pugili molto interessanti, ben impostati, senz'altro dai rispettivi allenatori. Entrambi hanno evidenziato buonissime doti e soprattutto una buona resistenza fisica. Avete visto qui questo tentativo di gancio destro da parte di Riccardo Zucca che non è andato a buon fine, diciamo bella tenuta atletica da parte di entrambi, non banale in un periodo in cui purtroppo il pugilato, così come tutte le altre discipline sportive, deve fare i conti con chiusure, limitazioni e cautele che non rendono senz'altro semplice l'allenamento. Qui il pugile della Pisa Rock che chiude all'angolo, Zucca lavora anche con i montanti al corpo, non riesce però a essere efficace quanto avrebbe voluto in questa azione che comunque va a chiudere il match. Primo degli 8 vedremo in questa serata, mentre già la squadra della Santa Vittoria è pronta per la sanificazione delle corde del quadrato, oltre ovviamente a guantoni e caschetti dei ragazzi che si alterneranno sul ring. Siamo pronti a vivere il verdetto del match tra Gabriele Massa e Riccardo Zucca. In precedenza, prima quel piccolo problema d'audio, vi raccontavamo che questa serata ovviamente c'è possibile trasmetterla grazie al supporto della Santa Vittoria Box e dei suoi partner commerciali che hanno voluto sposare l'iniziativa nonostante il provvedimento di porte chiuse, dunque l'assenza di pubblico, ma Directa Sport è pronta a testimoniare ogni fase di questo evento. La signora Zanzi intanto fa rivolgere i pugili Diamo lettura del verdetto. verso la nostra telecamera. Vince all'angolo rosso Massa Gabriele. La vittoria va a Gabriele Massa della Pisa Rock su Riccardo Zucca della Palestiche di Cagliari in questo primo match. Dicevamo non solo la collaborazione degli sponsor della Santa Vittoria e della Villaci Hydrobox, ma anche Steve Sport, punto vendita autorizzato Leone in via Mercalli 2 a Cagliari, come sempre al fianco degli sport da combattimento in questa circostanza del pugilato. È terminato il primo match, ricordiamo la vittoria del pugile Gabriele Massa della Pisa Rock su Riccardo Zucca della Palestiche di Cagliari. Noi ci fermiamo per qualche istante perché vedete i ragazzi della Santa Vittoria stanno provvedendo a sanificare il ring, dunque qualche minuto di attesa prima dell'inizio del secondo match che vedrà sul quadrato Nicolò Solinas per la Gymnasium e Angelo Argiolas ancora per la Palaistiche. Eccoci tornati in diretta, la sanificazione è avvenuta con tempi rapidissimi, allora ci concentriamo sul secondo match di questa serata. Nicolò Solinas per la Gymnasium Box all'angolo rosso e Angelo Argiolas per la Palaistiche all'angolo blu. Si tratta ancora di due atleti della categoria Schoolboys. 3 riprese dunque da 90 secondi ciascuna. È iniziato il match. E subito un'interruzione perché è volato via il caschetto di Angelo Argiolas, prontamente provvede il suo maestro.
Ancora uno scambio abbastanza confuso, in questo caso è entrato comunque un interessante sinistro di Angelo Argiolas. Muove le braccia molto rapidamente il pugile della pala Istiche. Lo richiamo per Nicolò Solinas. Terminata intanto la prima ripresa del match tra Nicolò Solinas, Gymnasium Box angolo rosso, e Angelo Argiolas, pala Istiche, l'angolo blu. Serata ancora ricca sugli schermi di Directa Sport, con il basket femminile intanto di Serie A2. San Salvatore Selargius contro Gioliacli Livorno, in precedenza altre due sfide, Cus Cagliari contro Feba Civitanova Marche, e poi il match tra Virtus Cagliari e Cestistica Spezzina nel futsal, che vedrete poi anche nella serata di lunedì con la sfida indifferita tra Città di Sestu e Roma Calcio A5. Seconda ripresa intanto, Solinas contro Argiolas. Sbilanciato il giovanissimo pugile della pala Istiche. Terminato anche il secondo round, questo vivace ed equilibrato incontro tra Nicolò Solinas e Angelo Argiolas. A seguire la categoria Youth invece Matteo Virdis per il Boxing Club Cagliari contro Filippo Nioi della Toma Box di San Sperato. Fuori i secondi. Via la terza e ultima ripresa intanto. Rabbiosa ora l'azione del pugile della Gymnasium, Nicolò Solinas. Gradisce dall'angolo il suo maestro.
Il destro di Solinas, dopo che il suo avversario si era un po' lasciato andare, oltre che sbilanciato con dei colpi larghi. Buona la prova del pugile della Gymnasium, senz'altro. Nicolò Solinas, ripetiamo, ha offerto un buon pugilato, soprattutto nel finale. È sembrato prendere un po' il predominio dell'incontro. Vedremo quello che sarà il verdetto. Li vedete giovanissimi, ma senz'altro promettenti entrambi. Anche qui i loro maestri stanno senz'altro facendo un buon lavoro. Hanno regalato un incontro assolutamente godibile. Vediamo un po' il verdetto. Vince all'angolo blu Argiolas Angelo. La vittoria invece per Angelo Argiolas della Palestiche di Cagliari. Questo è il verdetto dei giudici. Va così dunque in archivio il secondo incontro di questa serata. Il prossimo vedrà opposti Matteo Verdis e Filippo Nioi. Noi ci fermiamo nuovamente per qualche istante, poi saremo in diretta da qui, da San Roque, per il Memorial Massimiliano Schirru e Silvio Loi. Eccoci per il terzo incontro di questa serata pugilistica a San Roque, organizzata dalla Box Santa Vittoria, una collaborazione anche della Villa Cidro Box. Sul quadrato vedete ora due atleti della categoria Youth. Si tratta all'angolo rosso di Matteo Virdis per il Boxing Club Cagliari, all'angolo blu Filippo Nioi per la Toma Box. In precedenza ricordiamo le vittorie di Gabriele Massa su Riccardo Zucca e quella di Angelo Argiolas su Nicolò Solinas. Prima ripresa. Cerca costantemente l'azione, l'avete visto in questo inizio di incontro. Virdis, avete visto poi questo gancio destro portato dal suo avversario Nioi. Combinazione ancora interessante per il pugile del Boxing Club Cagliari. Ancora un sinistro sui guantoni, però di Nioi.
Avete visto prima il sinistro di Virdis, la replica del suo avversario che ora cerca di chiudere le corde all'angolo. L'angolo di Virdis chiede al pugile di occupare più frequentemente il centro del ring. Parte da lontano con il gancio sinistro, intanto Nioi senza riuscire a trovare però il bersaglio. Termina una buona prima ripresa. Inizialmente Virdis ha cercato di tenere il pallino dell'incontro con maggior frequenza. Un passare dei secondi però sono emerse anche un paio di combinazioni interessanti da parte di Filippo Nioi. Fuori i secondi. Seconda ripresa. Mentre inizia intanto la seconda ripresa. Molto più decisa qui l'azione di Nioi. Scivola Virdis, ha rischiato di farsi male, avete visto, un piede fuori dal ring. Buonissima intanto la combinazione di Filippo Nioi, però subisce un bel sinistro molto ben portato da Virdis. Destro e sinistro ancora per il pugile del Boxing Club Cagliari. Qualche centimetro in più in altezza per lui. Ancora aggancio destro per Virdis. Chiede maggior decisione l'angolo con questi colpi, alcuni buoni, però non particolarmente pesanti. Comunque amministrati da Nioi senza rischiare troppo. Ancora il sinistro, bel gancio nuovamente da parte del pugile del Boxing Club Cagliari. Nioi che deve stare attento al sinistro dell'avversario. Avete visto però poco fa andare a segno la sua azione, il destro 2 volte a segno. Stiamo vedendo un bel incontro anche in questo caso. Nioi molto combattivo, Virdis portato a segno alcuni colpi interessanti, altrettanto ha fatto il suo avversario. È cresciuto notevolmente dopo i primi secondi di studio.
Avete visto anche il montante da corta distanza, poi l'azione ancora da corta distanza di Nioi, molto ben organizzata. Termina la seconda ripresa, incontro molto interessante questo. A seguire Daniele Cornacchia, ricordiamo, contro Daniele Masala. Il primo per il Boxing Club Cagliari, il secondo per il Boxing Club El Dipinto. Il quarto dei 7 incontri dilettanti in programma in questa serata a San Roque. E poi un match pro tra Goddi e Di Bella, articolato sulla distanza delle 8 riprese. Fuori i secondi. Fuori i secondi, allora si riprende a combattere qui sul quadrato via Dante a San Roque. Ancora Nioi colpisce prima con il sinistro, poi con il destro. Pugile della Toma Box sembra prendere il sopravvento ora nell'incontro, dopo che invece Virdis ci aveva fatto vedere che lui delle ottime cose, soprattutto nella prima parte dell'incontro. Ha toccato per primo in questo caso Virdis con il destro, anticipando l'azione dell'avversario. Parte ancora con il gancio destro. Una risposta di Nioi è affidata a questo sinistro da corta distanza, poi ancora a cercare l'azione il pugile della Toma Box, che deve stare attento alla combinazione, cioè dell'avversario del Boxing Club Cagliari. Esce dalle corde Virdis. Il destro e sinistro di Virdis, una replica di Nioi ancora. Ultimi secondi. La sfuriata di Nioi in conclusione di questo match. Prova a resistere Virdis. Nioi non demorde, pure lui abbastanza stanco, ma ha prodotto un finale in crescita del pugile della Toma Box.
Siamo in attesa del verdetto. Bell'incontro. Senz'altro quello tra Matteo Virdis e Filippo Nioi. Vince all'angolo rosso Virdis Matteo. Vittoria, come avete sentito, allora per Matteo Virdis del Boxing Club Cagliari su Filippo Nioi della Toma Box. Ma così in archivio il terzo incontro di questa serata in questo Memorial Silvio Loi e Massimiliano Schirru. Noi ci fermiamo ancora qualche istante di attesa e poi sul quadrato Daniele Cornacchia contro Daniele Masara. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. E allora, come promesso, quarto incontro della serata, all'angolo rosso Daniele Cornacchia per il Boxing Club Cagliari, all'angolo blu Daniele Masala per il Boxing Club El Dipinto. Si tratta di atleti elite, in questo caso elite seconda serie. 3 riprese da 3 minuti in programma. Prima ripresa. Prova a assaggiare la guardia dell'avversario con questo gancio destro Daniele Cornacchia, che poi cerca anche questa combinazione, partita con un montante al corpo, entra invece con un colpo diretto senza esitazioni Masala. Parte all'attacco Masala con gancio destro, azione controllata comunque dall'avversario.
Si può riprendere a combattere dopo lo stop. Si abbassa sul tronco, poi cerca di passare all'attacco. Masala non trova la misura, allora ci prova invece Cornacchia con questa combinazione non sufficientemente precisa. Attende parecchio, ne studia, almeno così ci è sembrato, il pugile del Boxing Club Cagliari, Daniele Cornacchia. Prima ripresa abbastanza interlocutoria, insomma, devono farci vedere ancora il meglio. Questi sono due pugili protagonisti del quarto incontro degli 8 in totale che vedremo in questa serata. 7 a carattere dilettantistico. E l'ultimo che vedrà invece protagonisti due professionisti, Ignazio Di Bella, 37enne, pugile siciliano originario di Alcamo, con un record di una vittoria risalente al 2019, 11 sconfitte di cui 2 prima del limite, nessun pari. Inizia la seconda ripresa. Alessandro Goddi ha combattuto il suo ultimo incontro il 28 giugno del 2019 contro Daniele Scardina, lo ricorderete. Il titolo internazionale IBF nei pesi supermedi. Avete visto toccare per primo Cornacchia nell'ultima circostanza. Prova a passare sotto qui Masala, abbassandosi sul tronco, neanche qui però riesce a trovare la giusta precisione nella sua azione. Invece fa meglio senz'altro il pugile all'angolo blu. Ricordiamo ancora una volta la nostra partnership con Steve Sport, ci permette di trasmettervi in diretta questa riunione pugilistica Memorial Massimiliano Schirru e Silvio Loi, assieme ovviamente ai partner della Santa Vittoria Box, società organizzatrice, una collaborazione della Villa Cidro Box.
Terminata intanto anche la seconda ripresa. Fuori i secondi. Si può riprendere a combattere intanto. Scivola il pugile del Boxing Club Cagliari, Cornacchia. Interessante il destro poco fa di Masala. Anche qui è stato Masala a toccare per primo con il sinistro, ma cerca maggiore continuità nella sua azione il pugile all'angolo blu. Sfugge via ancora una volta Cornacchia. Mentre si preparano già i pugili per il prossimo incontro, Gianluca Lombardi per la Gymnasium Box e Jonathan Rubino per la King George.
Più attivo senz'altro Daniele Masala, che si aggiudica la vittoria in questo incontro, ha cercato con maggiore intraprendenza, insomma la via della vittoria l'ha trovata ai punti su Daniele Cornacchia del Boxing Club Cagliari. Questo è il quarto incontro della serata, va in archivio il prossimo, ricordiamo, Lombardi contro Rubino. Ancora un pochino di pubblicità e poi in diretta sempre qui da San Roque per il Memorial Massimiliano Schirru e Silvio Loi. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. E allora tutto pronto per il quinto incontro di questa serata all'angolo rosso. Gianluca Lombardi per la Gymnasium Box. All'angolo blu Jonathan Rubino, atleti elite, 3 riprese da 3 minuti ciascuna in programma per questo match molto interessante. Fasi di studio qui tra Rubino e Lombardi. Molto attivo Rubino, leggermente meno invece il suo avversario, attivo sulle gambe, intendiamo abbastanza rapido a muoversi, e il maestro della Gymnasium all'angolo è preoccupato, insomma, che Lombardi possa offrire troppo facilmente un bersaglio fisso al pugile cagliaritano, mentre l'incontro è ripreso. Sbilanciato Rubino, questo sinistro comunque abbastanza lieve, non portato in maniera pericolosa da parte di Lombardi. Ancora le finte di Rubino, entrambi particolarmente accorti. Stavolta è stato Lombardi a toccare per primo, l'avete visto poco fa con il destro. Stavolta va il corpo, Rubino qui non scompongono più di tanto Lombardi.
Terminata la prima ripresa dopo questo richiamo, l'avete visto da parte dell'arbitro poco fa, su una sorta di strattonamento, insomma, da parte di Lombardi. Fuori i secondi. Chiamati fuori i secondi, allora siamo pronti a vivere la seconda ripresa. Ancora un colpo non regolamentare da parte di Lombardi. Una serie di colpi a vuoto ora. Altro richiamo per il pugile della Gymnasium. Non precisissima, però comunque interessante l'azione di Lombardi in questo incontro, mentre la sensazione è che Rubino non sia ancora riuscito a trovare bene le misure del suo avversario. Siamo abituati a vederlo combattere anche con maggiore intraprendenza rispetto a quanto ho fatto vedere fin qui. Terminata anche la seconda ripresa dopo questo scambio furibondo, una corta distanza con pochi colpi puliti a segno da segnalare. Intanto ringraziamo una volta di più tutti coloro i quali ci stanno seguendo in diretta streaming su Directa Sport. Manifestazione questa che avrebbe richiamato senz'altro una degna cornice di pubblico, come siamo abituati peraltro a vederla proprio qui a San Roque. Non è possibile di questi tempi. Fuori i secondi. Noi ci auguriamo che le nostre immagini stiano riuscendo a raccontarvi insomma al meglio questo Memorial Massimiliano Schirru e Silvio Loi.
sta arrivando nelle sue fasi più intense. Esce giù qui Rubino. Scivolato, era già successo in precedenza. Ancora a toccare per primo Lombardi, molto deciso, ben presente in questo incontro. Entrambi addirittura a terra in questo momento, scivolati l'arbitro come il tempo per qualche istante, poi si riprende subito a combattere. Due montanti al corpo in rapida successione per Rubino, tante volte a terra i due pugili. Terminato qui l'incontro allora tra Lombardi e Rubino. Altri tre poi da vivere nella nostra serata. Il prossimo vedrà di fronte Matteo Ara per la Gymnasium Box e Alessandro Pintus per la Sulcis Box. Vince all'angolo rosso Lombardi Gianluca. Vittoria per Lombardi allora in questo match su Jonathan Rubino, verdetto condivisibile senz'altro da parte dei giudici. Rubino abituato a combattere su buonissimi livelli, quest'oggi probabilmente non è riuscito a esprimere insomma il meglio di sé, non è entrato pienamente nel match, non è riuscito come avrebbe voluto a leggere un po' le caratteristiche dell'avversario. Ancora pausa per noi da San Roque, poi il prossimo match ricordiamo Ara contro Pintus. Eccoci ancora in diretta
per offrirvi il sesto incontro di questa serata all'angolo rosso. C'è Matteo Ara per la Gymnasium Box, all'angolo blu invece per la Sulcis Box Alessandro Pintus. Anche in questo caso si tratta di due pugili elite. Serie di colpi a vuoto qui, poi circolazione a due braccia il pugile alla Gymnasium Matteo Ara, andando sui guantoni dell'avversario. Ancora questo scambio corta distanza con Ara che insiste, portando prima il sinistro poi il destro. Pintus controlla, non si scompone più di tanto in seguito all'iniziativa dell'avversario. Vediamo se riesce a trovare la giusta misura. La trova invece Ara. È entrato anche un buon destro in questo caso da parte del pugile della Gymnasium, che esce bene dalle corde e cerca di prendere in mano le redini di questo incontro. Va al corpo come consigliava da tempo il suo angolo Alessandro Pintus. Ara bene ancora con il montante destro, senz'altro più intraprendente il pugile della Gymnasium fin qui nella prima ripresa, abile tra l'altro, come avete visto anche nell'ultimo caso, mandare a vuoto l'avversario muovendosi rapidamente sulle gambe. L'azione Pintus, avete visto andare prima al corpo, poi nuovamente il montante. Questa è la replica di Ara, veemente in questa circostanza. Braccia veloci, colpi abbastanza pesanti per il pugile della Gymnasium. La soluzione adottata da Pintus è quella di insistere con questi montanti al corpo, mentre va in archivio una prima ripresa in cui il pugile della Gymnasium Matteo Ara è sembrato proporre le soluzioni migliori. Contro aperto ovviamente anche questo a qualunque tipo di esito. Ancora una volta vi ricordiamo la collaborazione con Steve Sport, punto vendita autorizzato Leone in via Mercalli 2 a Cagliari, al fianco come sempre degli sport da combattimento, una volta di più in questo difficile momento storico in cui lo sport ha bisogno di visibilità ulteriore, viste le porte chiuse, l'assenza del pubblico, soltanto pochi addetti ai lavori presenti quest'oggi nella palestra di Via Dante a San Roque, organizzazione cui va fatto senz'altro un applauso. Evento sportivo che si disputa nella massima sicurezza con tanti controlli all'ingresso, mentre Ara va con questi colpi decisi e pesanti, l'uso del montante, del gancio per il pugile della Gymnasium.
prova sempre più a prendere il controllo di questo incontro. Fatica a organizzare delle repliche particolarmente incisive. Pintus, che se non vediamo male da questa posizione leggermente segnato all'altezza dello zigomo destro, qui però trova una bella combinazione accorciando la distanza. È bravo a trovare qualche soluzione il pugile della Sulcis Box di Carbonia, che qui piazza un altro destro, dietro destro molto buono qui. Buono anche il montante doppiato poi da Matteo Ara. Braccia veloci, ripetiamo, colpi pesanti per il pugile all'angolo rosso, che ci sta destando ancora una buonissima impressione. Si abbassa, non offrire bersaglio facile, poi parte l'attacco affidandosi ancora al suo gancio destro. Ara, Pintus cerca spesso di accorciare un po' la distanza per andare inizialmente al corpo. Ora però è bravo a leggere questo genere di situazioni. Vedete ancora Pintus andare col montante al corpo, la replica di Ara che non si lascia pregare, non si fa attendere, insomma. Braccia basse addirittura qui per Ara, che poi va a vuoto con questi due tentativi. Ultimi secondi di questa ripresa. Vuoto col montante. Ara qui cala il sipario sulla seconda ripresa con pugile all'angolo rosso, che è sembrato fin qui assolutamente proporre le cose migliori. Non male però anche Pintus, che sta cercando la sua chiave, insomma, per interpretare questo incontro. Avversario tosto per lui quest'oggi. A seguire vediamo già l'appuntamento per l'ultimo match dilettanti di questa serata. Marco Russo, portacolori della Santa Vittoria Box di San Roque, contro Roberto Filippino della Palaistica. I due si sono già affrontati varie volte. Ne parleremo proprio in occasione del match. Prima però siamo pronti a vivere questa terza e ultima ripresa tra Russo e Filippino. Finta col jab e poi l'azione stavolta più decisa da parte di Pintus, la replica con il montante e poi il destro ancora da parte di Ara. Scambio chiuso ancora dal pugile all'angolo rosso, destro e sinistro in rapida successione. Risponde Pintus, prima al corpo poi al volto. Vuole demordere il pugile della Sulcis Box. Ha disputato un match fin qui molto orgoglioso. Due montanti decisi al corpo per Pintus.
Un po' stanco ora Ara, che invita un avversario all'azione. Costantemente braccia basse per Ara. Anche qui Pintus è andato a toccare con il sinistro. Termina un po' in sofferenza questo incontro Matteo Ara, forse un leggero infortunio per lui, che è riuscito comunque ad amministrare questo momento di sofferenza. Forse un problema di natura muscolare per lui, che ha controllato molto bene prima e seconda ripresa. Nella terza prevalenza probabilmente per Pintus, che si è fatto strada con numerosi montanti al corpo, secondo la tattica che era stata preparata insomma con il suo allenatore per cercare di venire a capo di questo incontro. Vedremo un po' quale sarà il verdetto dei giudici, lo sapremo tra qualche istante. Vince ai punti l'angolo rosso Ara Matteo. Vittoria per Matteo Ara su Pintus, anche questo verdetto ci pare assolutamente condivisibile. Molto bravo Ara, soprattutto nelle prime due riprese. Non ha demeritato nemmeno Pintus, pure lui protagonista tutto sommato al di là dell'esito di un buon incontro. Tra poco uno dei match più attesi di questa serata, Marco Russo contro Roberto Filippino. Prima rifiatiamo qualche istante, poi saremo ancora in diretta da San Roque. E allora siamo tornati in diretta, Marco Russo contro Roberto Filippino, settimo incontro di questa serata. Russo pugile della box Santa Vittoria, Roberto Filippino all'angolo blu per la Palaistiche di Cagliari. Inizia ora la prima ripresa. Questi due pugili si sono già incontrati in altre 3 circostanze, una vittoria a testa e un pari. Vedremo come andrà questa sera. Russo, che abbiamo sentito ieri a margine della cerimonia del peso, è stato allenato nel corso del suo percorso pugilistico anche da Massimiliano Schirru, cui è intitolata questa serata pugilistica. E dunque vuole una vittoria quest'oggi per onorare al meglio quello che è stato il suo maestro. Due pugili che dunque si conoscono, non ci sarà, immaginiamo allora, grande studio. Unico pugile della Santa Vittoria impegnato in questa serata, Marco Russo, cerca dunque una soddisfazione in generale anche per gratificare lo sforzo organizzativo della sua società. Qui incassa un buon destro parte di Filippino. Sottolineare l'azione del pugile della Palaistiche, riuscito a piazzare un buon colpo, ora cerca di entrare con il gancio sinistro senza far particolarmente male, senza trovare la giusta misura con il suo colpo.
Meglio Russo in questo scambio da cortissima distanza. Prende coraggio a questo punto del match. Russo chiude questo scambio portando un interessante sinistro. È già terminata la prima ripresa. Gli applausi che sentite sono proprio dello staff della Santa Vittoria. Ovviamente tutto unito nel tifo per Russo. All'angolo di Marco Russo c'è peraltro Tino Sanna, già pugile professionista, di cui gesta vi abbiamo raccontato varie volte sugli schermi di Directa Sport. Anche lui pugile, ovviamente. Santa Vittoria, mentre è iniziata la seconda ripresa tra Russo e Filippino, settimo incontro degli 8 in programma in questa serata dedicata alla memoria di Massimiliano Schirru e di Silvio Loi. Bel destro per Russo, bel gancio entrato a bersaglio. Già lo scorso dicembre la Santa Vittoria proprio qui a San Rocco aveva organizzato un'altra manifestazione pugilistica con un clou dedicato ai pro. In quel caso combatte Matteo Lecca, peso super gallo, anche lui con buonissime prospettive, mentre riesce ancora ad andare a segno con il destro Marco Russo. Diciamo, bella vittoria in quel caso per Lecca contro un pugile ungherese. Poi un po' ovviamente la contingenza, il grande problema del coronavirus ha un po' impedito al pugile cagliaritano di essere più presente in questo 2020. Avrebbe dovuto combattere peraltro anche lui in questa serata. Bene, in un primo momento, mentre arriva il gran sinistro di Marco Russo che manda al tappeto Roberto Filippino. Viene contato il pugile della pala stick, gran sinistro di Marco Russo. Ancora Russo con il destro. Ha preso definitivamente il sopravvento in questo incontro, ben condotto anche però durante la prima ripresa. Sinistro potente, chirurgico, molto preciso in precedenza. Fulmineo non se l'aspettava Filippino, che è stato contato. Andremo ora a quale sarà la gestione dell'incontro da parte del pugile della pala stick, chiamato a essere più incisivo, più costante nella sua azione. Serie di colpi larghi qui, l'aggancio per Russo, poco fa bravo a doppiare anche con il sinistro.
terminata anche la seconda ripresa con la prevalenza di Marco Russo. Ok, come detto, cerca una vittoria per la sua box Santa Vittoria. Senz'altro questo è l'incontro più gradevole dal punto di vista tecnico e anche dei ritmi tra quelli che vi abbiamo offerto in questa serata Fuori i secondi. a Sarroch. Terza e ultima ripresa, dunque vedremo come se la caveranno i due. Si abbassa Russo, poi passa all'attacco. Sinistro e destro, ancora bravo Russo, mette in difficoltà Filippino, poi successivamente anche con un sinistro molto preciso. Fa sentire anche Filippino, avete visto poco fa con il destro. Bravo però Russo, spesso non offrire un bersaglio facile, molto movimento per lui sulle gambe, rapido con i piedi. Ha ripreso bene la concentrazione però il pugile della Palestiche dopo quel piccolo momento di sbandamento nel corso della seconda ripresa. Ora cerca anche lui di guadagnare quanti più punti possibili per mettere in discussione l'esito di questo incontro. Russo dal canto proprio sembra bravo, non fin qui a controllare tentativi di reazione dell'avversario, deve stare attento ancora al destro di Filippino. Finte di Russo. Ultimi secondi. La jab ancora di Russo, esce qui l'incontro e l'incontro tra due avversari che si rispettano, come avete visto. Esultanza già partita come inizialmente all'angolo della Santa Vittoria per un successo che sembra insomma nell'aria per Marco Russo. Contato nel corso del secondo round Filippino dopo un bel sinistro a segno rapido e pesante per Russo. Siamo pronti insieme a vivere il verdetto di questo incontro. Vince all'angolo rosso
Una vittoria allora per Marco Russo, che ci sentiamo di definire assolutamente meritata. Per la seconda volta batte Filippino. C'è anche una targa per il pugile della Santa Vittoria, che dunque riesce nel suo intento, quello che ci aveva confessato ieri, quello di regalare, di omaggiare insomma una vittoria, il ricordo del suo maestro Massimiliano Schirru nella serata, peraltro a lui intitolata. Scambio di ricordi e di ora anche targhe al centro del ring. Va in archivio anche questo match molto bello e gradevole qui a San Roque.